Siamo di fronte a tutte le vertenze aperte, la grande vertenza Cesame storica che non ha avuto ancora nessuna soluzione, tutto il settore farmaceutico con la Mirmex in testa con una procedura di cassa integrazione e una difficoltà di strategia, con tutto quello che riguarda il crollo dell'occupazione del settore delle costruzioni e dell'edilizia in genere, con la crisi difficile della formazione professionale che vede migliaia di lavoratori senza stipendio, con il settore forestale con meno giornate rispetto ai requisiti di legge. C'è dappertutto una condizione dolente che deve essere assolutamente affrontata dalle istituzioni. Il sindaco di Catania ci è sempre stato accanto in tutte le vertenze, gli chiediamo di continuare così. Alla regione siciliana chiediamo finalmente di occuparsi veramente di Catania.